Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo di reincarnazione. Sebbene sembri una fantasia di qualche persona che si lascia trascinare o inculcare concetti estranei al nostro retroterra cattolico, la reincarnazione è un dato di fatto, è un qualcosa che non considerata chiaramente impedisce di spiegare molte situazioni e molte cose legate proprio al progresso spirituale della nostra anima. Ehm, Infatti, nel momento in cui si inserisce il concetto di reincarnazione, molte cose, molte situazioni ehm, che apparentemente possono sembrare inspiegabili trovano un senso. Prendiamo per esempio il caso di bambini che già da piccoli, eppure puri, o almeno così si considera, crescono e nascono sviluppando molto precocemente delle patologie, oppure bambini che già nascono con un handicap. Va vista come una misericordia questa cosa. Lo so che può sembrare strano, ma è un atto misericordioso di correzione. Cioè il fatto di nascere con determinate patologie o con determinati handicap permette all'anima che prende questo corpo malato di correggersi e di spurgare un karma che altrimenti avrebbe comunque colpito il soggetto in un modo o in un altro. Ma veniamo a qualche racconto di fantasia. Ehm, una scuola apposta, un istituto apposta per bambini eh, eh, portatori di handicap o malati, diciamo così, deboli, fragili, appunto raccoglieva un certo numero di questi bambini divisi in classi. All'interno di questa struttura c'erano comunque diversi insegnanti con i titoli necessari appunto a poter seguire questi bambini speciali. In particolare c'era una signora che aveva anche dei doni suoi, e cioè la capacità di vedere il passato delle persone, e con passato intendo le vite pregresse. Nel suo modo appunto di rapportarsi con i bambini le era impossibile scindere questo che vedeva con il bambino che aveva davanti. Significa che avendo pure un bambino che normalmente ci spinge ad essere affettuosi, giocosi, morbidi, diciamo così, dolci, in realtà lei, avendo il dono di vedere chi erano state queste persone prima, e pur avendo davanti dei bambini problematici, cioè che erano nati con delle forme di handicap, riusciva purtroppo a vedere e a capire cosa era successo in particolare. In questo esempio, questa signora era particolarmente dura con un bambino. Si può dire che possa fare specie sentir dire da una persona quel bambino è una merda. È vero, come farebbe impressione a chiunque, perché uno vede un bel bambino grazioso e dice ma come una merda. No, no. E poi andò oltre e disse quel bambino appena poteva nella vita precedente violentava le donne, violentava e le picchiava, non ne passava nessuna indenne sotto le sue mani. Dunque potete capire che esiste una legge di compensazione che passa appunto attraverso il Signore del Karma. Non esiste crimine che resti impunito, sebbene possa sembrare, magari nell'arco di una vita, che quella persona passi liscia sotto i controlli umani, ma dal punto di vista divino non sfugge nulla, niente delle nostre azioni. E non potrebbe essere spiegato questo concetto rimuovendo il concetto della reincarnazione,
perché rimuovendo il concetto della reincarnazione e dovendo accettare che l'anima va in un sonno eterno fino a quando Gesù non ci risveglia tutti, non riusciamo veramente a cogliere il significato ultimo dell'esistenza, che è un progresso, è una correzione ed è un continuo portare equilibrio. Dunque o l'equilibrio lo portiamo noi oppure ci pensa il Signore del Karma, perché le nostre azioni verranno comunque bilanciate. Non esiste che qualcuno passi indenne. E vi dirò di più, nel circolo degli occultisti tutti conoscono il paradiso di Brissago. E vi posso assicurare che se nella vita in corso non si coglie l'occasione per fare un percorso che sia orientato allo spirito e che sia di correzione di quelle che sono le dinamiche del nostro ego, e se ci lasciamo abbacinare dal brillio e dallo scintillio delle cose materiali, questo scintillio è un bellissimo percorso lastricato d'oro verso il basso astrale. Il problema è che, come ripeto, tutte le nostre azioni e tutto quello che noi compiamo viene registrato in questi registri del piano astrale, dei regni spirituali superiori, dove appunto viene seguito il percorso di ciascuno di noi e viene tenuto conto di qualsiasi pensiero, azione o comportamento o parola che viene da noi eseguita, fatta, pensata. E dunque, se entro l'arco di questa esistenza non abbiamo la fortuna di correggere e di pagare, diciamo così, tutti i nostri sospesi, non esiste un azzeramento, anzi viene mantenuto il conteggio perché l'incarnazione di per sé è fugace, è un passaggio, ma non è determinante, cioè noi ne abbiamo una, 10, 100, a seconda dell'anzianità, tra virgolette, della nostra anima, il che significa che noi abbiamo vissuto più e più volte le nostre esistenze, ma con un senso di crescita, cioè partiamo da livelli molto bassi per conquistarci la capacità di ricezione, per proteggere la nostra scodella, che è la nostra anima, e dunque proteggere ed evolverla e crescerla e farla ricongiungere di nuovo ai regni spirituali superiori, che non significa che non si torni poi in questa dimensione, ma significa che abbiamo raggiunto un grado di perfezionamento così alto che quando torniamo per aiutare in qualche modo, dare degli input, perché non ci possiamo sostituire al percorso spirituale di nessuno, ma veniamo per fare da guida in un certo senso. Dunque questo è il senso della correzione, di accettare che le azioni che noi compiamo verranno assolutamente registrate e avranno nel bene e nel male una loro funzione e un loro scopo, non solo perché dobbiamo appunto fare un percorso di correzione, ma anche perché come noi facciamo, ecco, è molto chiaro, è un esempio semplicissimo che vi torna. Ogni anno si fa un bilancio, giusto? Chi ha un'azienda, chi ha un'attività sa benissimo che deve redigere il bilancio con gli attivi e i passivi, ma sebbene ci sia poi una voce finale in cui si dice se si è in attivo o in passivo, si sa benissimo che c'è una colonna del dare e una del ricevere. Dunque cosa significa? Che anche per quello che riguarda, dal momento che appunto non possiamo inventare nulla su questo livello, niente viene inventato qui, viene inventato tutto nei regni superiori. Ricordiamoci che prima di compiere un'azione c'è un'intuizione nel fare una determinata cosa, c'è un pensiero, e questo significa che le cose qualsiasi prima nascono su un livello vibratorio più alto, più rarefatto, che è il livello dei pensieri, delle intuizioni, e poi
per caduta, prendono una materializzazione nel piano appunto della vita materiale, questo piano in cui viviamo, anche essendo materiale e spirituale. Sappiate che al di sotto di questo piano ne esistono molti altri ben peggiori di questo, e qua già per me, a me sembra un mezzo inferno, ma non importa, questo è una mia visione personale. È chiaro che è un luogo duro, è un luogo dove la nostra volontà e le nostre capacità sono messe costantemente alla prova, pertanto è normale ed è comprensibile che l'essere umano si disperda e venga continuamente ostacolato, perché effettivamente le forze astrali hanno una presa grandissima su di noi e va fatto ogni giorno un esercizio di volontà e di fermezza su quello che sono le impostazioni che vogliamo dare alla nostra esistenza, perché non sto scherzando quando dico che vengono ripagate ognuna delle nostre azioni. Dunque torno al paradiso di Brissago, tutti lo conoscono nel mondo esoterico, sanno che esiste questo luogo dove le persone che si sono reincarnate, pur avendo sostato nel basso astrale, hanno così tanto credito o debito, diciamo più debito, da far fuori che si reincarnano in condizioni assolutamente devastate, con gravissimi handicap e gravissime atroci sofferenze, che non saranno comunque mai e mai, mai paragonabili alle sofferenze del basso astrale. Detto questo, vi voglio appunto invitare a riflettere sul fatto che la reincarnazione dà una spiegazione a moltissime cose, è un dato di fatto, è una necessità, non è possibile che l'anima si metta a dormire, non ha alcun senso, anche perché ciò significa che verrebbero generate continuamente anime su anime su anime, ed è una cosa, cioè immaginate dall'inizio della creazione del mondo ad oggi, se così fosse, quante anime sarebbero state generate. E non spiegherebbe appunto l'assenza della reincarnazione, il perché esistano bambini in grado di raccontare esperienze di vite precedenti, soprattutto l'ultima, se sono morti in circostanze magari brusche o è stato pochissimo il transito fra il momento della morte e la reincarnazione, dunque esiste appunto qualche caso documentato e poi verificato di bambini che hanno dato dettagli incredibili sulla loro esistenza precedente. E oltre ciò va detto appunto che questo appunto spiega innumerevoli cose, ma una delle nostre grazie, una delle grazie divine, oltre al fatto di poter spurgare il nostro karma, che è un dono immenso, soprattutto se si capisce il valore che ha la retta azione, una delle grazie è proprio dimenticare le esistenze precedenti. Qualcuno potrebbe non reggere alla consapevolezza di chi o cosa era stato. Dunque è una grandissima misericordia che ci viene data, e soprattutto il poter tornare qua è un grandissimo dono, al di là della difficoltà che oggettivamente questa vita comporta. Non una, ma tantissime. In ultima analisi voglio dare un ultimo messaggio a tutti coloro che hanno pensato o che hanno avuto intorno a sé persone che si sono, come dire, suicidate. Ecco, non risolve assolutamente nulla, ma proprio nulla, ma 0, 0, 0, 0 tagliato, perché rimuoversi da questa realtà, togliersi da questa esistenza, non significa che vi lascerete tutto alle spalle, perché come ho detto viene tutto registrato, tutto, non sfugge niente, nessun pensiero, nessuna parola, nessuna azione. Dunque qualsiasi cosa da cui vorrete scappare, ma sarà lì, finché non l'affronterete. Dunque è questo il percorso, inutile scappare a destra, a sinistra o cercare escamotage, scappatoie. Bisogna affrontare il nostro karma, consapevoli di averlo generato, di aver contribuito a generarlo, consapevoli del fatto che le forze astrali ci hanno condotto in un determinato percorso, ma noi non ci siamo opposti.
perché loro inclinano ma non determinano. Purtroppo però per ignoranza noi ci lasciamo condurre dove vogliono. Invece noi dobbiamo essere finalmente fermi e decisi nel voler cambiare e nel voler prendere la responsabilità della nostra esistenza, cominciando dalla correzione dei nostri aspetti. Questo è fondamentale, non mi stancherò mai di dirlo, mai. Prendiamoci la responsabilità delle nostre azioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole, correggiamoci, impariamo a osservare i meccanismi, cerchiamo di associarli a quali sono i nostri stimoli esteriori che li innescano e quali sono le forze astrali o elementari che li generano e correggiamoci. E ricordiamoci che è una grazia immensa per la nostra anima, magari non per l'ego, ma per la nostra anima poter pagare il karma, rimuoverlo e ripulirsi. E siamo qui apposta. Ora io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Probabilmente a qualcuno l'argomento non piacerà, o a qualcun altro darà un sacco di risposte, per qualcun altro sarà motivo di riflessione. Spero invece, infine, che per qualcuno sia la molla necessaria a cambiare veramente il corso delle sue cose, della sua vita e prendersi le responsabilità che lo renderanno finalmente una persona, non dico libera, ma sicuramente migliore. Grazie con tutto il cuore, vi aspetto per la prossima condivisione e vi do un grandissimo abbraccio. A presto dalla vostra Hildegard.